Sicuramente comunque col tipo di lavoro, col caldo che va via non è che fosse stata una cosa tranquilla, specialmente per lui. E stavolta è andata molto male, sembrava forse che riprendeva anche, ma invece no. La chiamata al pronto soccorso è delle 9:30. Olindo Zuanon era nel suo forno una notte passata a fare il pane. Ad un certo punto il crollo cade a terra. Arriverà all'ospedale di Castelfranco Veneto con una temperatura oltre i 41 gradi. Una situazione disperata per questo grande lavoratore dal cuore fragile. Olindo aveva un piccolo dispositivo cardiaco. Per 3 ore i sanitari hanno tentato di rianimarlo. Dopo diversi attacchi cardiaci il 63enne è spirato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Castelfranco Veneto. Gestiva insieme alla moglie Michelle e ai figli lo storico panificio pasticceria Zuanon. In un primo momento tanti hanno sperato che Olindo Zuanon potesse farcela. Le comunicazioni tra i vicini e i conoscenti si sono susseguite per ore fino alla tragica notizia e alla comparsa del cartello chiuso per lutto. Non era orario, lui apriva, era sempre, cioè, accontentava tutti chi chiedeva di far questo o quello, una persona molto dedica a tutto il lavoro comunque, era il suo vivere dentro là. Il panificio regalava il pane anche ai più poveri. Anche questa mattina il camion dell'Opera Misericordia si è fermato in via Montepelmo. È di fatto il primo decesso in Veneto causato dalle temperature roventi di questi giorni. Colpo di calore è la diagnosi. I sintomi non sempre sono noti. Laddove troviamo una persona con perdita o meno di coscienza, comunque con sincope, sofferente, che ha una temperatura anche al tatto molto alta e però ha la pelle secca e disidratata e non sta sudando, quindi il paradosso è questo: molto calda la temperatura, no sudorazione, chiamare immediatamente il 118. Riguarda prevalentemente l'età superiori ai 60-70 anni, ma è proprio relativo all'esposizione prolungata e intensa al caldo. Molte le chiamate al 118 in questi giorni da parte di cittadini, soprattutto i più fragili, che manifestano diversi sintomi, spesso vengono deviati ai propri medici di base. Le operazioni di soccorso per malori dovuti al caldo, però, rispetto allo scorso anno, non sono aumentate.